Se c'era una preoccupazione sui transiti, questa viene smentita. 35.000 passati, 50.000 passati. Tra pochi giorni si aprirà il collegamento diretto qui a Montecchio e quindi avremo sicuramente un traffico ancora maggiore. Questo è il flusso quotidiano di veicoli sulla superstrada pedemontana veneta, che oggi a Verona è stata al centro di uno studio commissionato da Unioncamere Veneto. Alla presenza del ministro delle infrastrutture Matteo Salvini, che considera un esempio da replicare in altre regioni, il presidente del Veneto Luca Zaia ha confermato come l'infrastruttura sarà completata tra la fine di aprile e l'inizio di maggio. Dai sindaci la richiesta di procedere anche con le opere complementari di collegamento. Laddove ci sono delle necessità specifiche di un comune piuttosto che di un altro per migliorare la presenza di questa infrastruttura, noi chiediamo che venga fatto. Devo dire che però da parte del presidente Zaia c'è sempre stata la massima disponibilità e sensibilità nei confronti dei territori per trovare soluzioni condivise. Dai dati presentati, il primo riguarda la riduzione dei tempi di spostamento, 20 minuti risparmiati in una tratta superiore ai 50 km. Un alleggerimento del traffico urbano e un minore impatto ambientale con meno smog da veicoli in colonna. Però c'è il tema dei costi. Sì, ma è un tema che si supera, perché quando un camion rimane fermo in autostrada perché c'è traffico ha dei costi intanto perché consumano un botto questi camion, fanno 2-3 km con un litro, primo. Secondo, il costo di chi c'è sopra che guida il camion, e poi la merce non è più competitiva, perché se lo devi consegnare una certa ora e non ci arrivi, ovviamente magari rischi anche di pagare una penale. L'unico neo emerso dagli studi riguarda il costo del biglietto. Questa strada ha sicuramente delle luci e delle ombre, tante luci e poche ombre. Tra le ombre c'è sicuramente il costo dei pedaggi, che sono ancora parecchio elevati, soprattutto per chi la fa in maniera continuativa. Quindi quello che chiediamo è più passi, meno paghi. È semplice, chi la frequenta, che la attraversa una volta ogni tanto come il turista occasionale, che paghi pure la tariffa piena, ma chi la usa per lavoro deve avere un prezzo calmierato. Abbattere i costi quindi. E da qui la proposta che arriva dal Vicentino. Aumentando quelli che possono essere i passaggi, si devono trovare delle soluzioni tipo degli abbonamenti per chi fa le tratte intermedie, ad esclusione di chi fa invece la lunga tratta, perché quelle ne hanno già un beneficio già importante. Nel territorio sarebbe fondamentale, perché andrebbero ad incrementare i passaggi e aiutare il pagamento di questa opera che è fondamentale per il nostro territorio.